Radio. Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà come deve essere. Metterò via i giochi, proverò a crescere. Sarà difficile chiederti scusa per un mondo che è quel che è. Io nel mio piccolo tento qualcosa, ma cambiarlo è difficile. Sarà difficile dire tanti auguri a te. A ogni compleanno vai un po' più via da me. A modo tuo andrai, a modo tuo camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. Sarà difficile vederti da dietro sulla strada che imboccherai, tutti i semafori, tutti i divieti e le code che eviterai. Sarà difficile mentre piano ti allontanerai a cercare da sola quello che sarai. Buongiorno a tutti. E oggi ancora una volta raccontiamo una storia incredibile, perché è una storia triste. L'avete vista quella bellissima bambina e quella bellissima donna che poi va verso quello che lei credeva potesse diventare l'uomo della sua vita, colui che l'avrebbe custodita e che invece poi si svelerà come il suo assassino. Oggi parliamo della storia di Giulia Galiotto, uccisa a febbraio del 2009 in provincia di Sassuolo dal marito, di fatto, Marco Manzini. E ne parliamo perché poi è successo qualcosa di incredibile proprio negli ultimi giorni. Per interagire con noi, se volete, 0292947222 e 340 670 9659. Insomma, questa è una storia anche un po', ehm, non dico di malagiustizia, ma quasi. Vi leggo un documento e poi vi introduco l'ospite, che è Giovanna Ferrari, la mamma di Giulia Galiotto. Con riferimento agli avvisi di liquidazione notificati per la registrazione dell'ordinanza esecutiva del giudice civile, l'Agenzia delle Entrate desidera in primo luogo manifestare vicinanza e comprensione alla famiglia Galiotto, pur dovendo purtroppo confermare la correttezza del proprio operato nel rispetto della normativa vigente in materia di imposta di registro. L'Agenzia si è immediatamente attivata per promuovere un confronto istituzionale con il Ministero della Giustizia al fine di verificare l'applicabilità al caso concreto dell'istituto della registrazione a debito, in base alla quale la parte danneggiata viene esonerata dal pagamento. Allora, vi spiego questo burocratese dell'Agenzia delle Entrate per dire che ehm,
è stata, comminata diciamo una sanzione, da una tassa insomma, sulle spese di registro di circa 6.000 € ai componenti della famiglia Galiotto, in quanto, tassati per il risarcimento dovuto dal condannato di 1.200.000 € che non hanno mai ricevuto. Allora, Giovanna Ferrari, ho voluto insomma un po', leggere questo burocratese, per far capire che poi non è tanto importante la cifra quanto il senso di questa vicenda, giusto? Sì, certo, intanto buonasera e grazie di aver dato attenzione a questa che è una nostra vicenda personale che però ricorda quella di molti. Infatti. Sì, la cosa assurda è che nel momento in cui noi siamo andati a rendere esecutivo quella che è la sentenza Mh-mh. di condanna penale, eh, facendo ovviamente il passaggio al civile con un atto prima di precetto, poi di pignoramento delle Ecco, consistenze ti fermo un patrimoniali. attimo, spieghiamo un attimo Sì. ai radioascoltatori che funziona così. Insomma, quando un soggetto viene condannato in via definitiva, in questo caso 19 anni e 4 mesi, ma poi ne parleremo di questo, viene condannato in genere a pagare una provvisionale e poi in sede civile cioè si deve adire in sede civile per il risarcimento, cioè quindi i parenti delle vittime non solo hanno 'sta, tegola in testa di quello che gli è successo, ma devono anche poi vabbè. Ecco, quando, il condannato dichiara di non avere patrimoni, di non avere, nulla, di non avere un lavoro, poi va fatto tutto un procedimento sempre più lungo. Ci racconti un po' questo procedimento e poi torniamo indietro a raccontare tutta la storia. Sì, allora, giustamente se non ci sono risorse né da lavoro, reddito da lavoro né immobiliari, è inutile procedere, perché 1.200.000 € non sono non pochi. ci sono le possibilità. Però in presenza, ad esempio, di TFR, in Mh, presenza di uno stipendio regolare o meglio ancora di beni immobiliari, certo. è chiaro che c'è la possibilità di fare questa procedura. Noi l'abbiamo fatto in un primo momento, pignorando la provvisionale immediatamente esecutiva, cioè una parte Mh, di quello che poi sarà il risarcimento stabilito sì. definitivamente in appello e poi in Cassazione, pignorando un quinto del TFR che quest'uomo aveva in giacenza presso la ditta dove lavorava prima dell'arresto. Certo, la cessione del E quinto famosa. sì, anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate ha calcolato l'imposta in percentuale dello 0,5% sulla provvisionale, che era su 480.000 € circa, e alla fine, però alla fine in un certo senso, perché poi noi abbiamo anticipato le tasse, perché come sempre poi il Eh. pagamento è ritardato, abbiamo speso 50 € di più di tasse di quanto abbiamo portato a casa. Per l'esattezza le tasse sono state di 2.694 €, mentre noi abbiamo percepito a distanza di 4 anni però 2.342 € dal quinto del TFR di quest'uomo. Ecco, questo è il primo passaggio. Mh, Successivamente, nel 2022, sì, lui dopo aver scontato 13 dei 19 anni di pena, sì. è stato messo in regime di messa alla Sì. prova presso i servizi sociali e gli è stato dato l'opportunità Di di un lavorare. lavoro esatto, un lavoro a tempo pieno, a Certo, tempo indeterminato. certo. Lo stesso lavoro, con la stessa tipologia e stesse mansioni, di quello che svolgeva Prima. prima, per cui noi abbiamo attivato la procedura richiesta, cioè l'atto di precetto, questa volta Certo. sull'intera cifra Mh-mh. stabilita in sentenza, che è una cifra, calcolando tutto quello che avevamo già ricevuto e gli interessi maturati, eccetera, di 1.200.000 €.
1000 euro. Ecco, anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate è arrivata con la cartella esattoriale per un'imposta calcolata sulla percentuale dello 0,5% su questa cifra totale. Noi però abbiamo dovuto compiere questo passo per poter pignorare il quinto dello stipendio, visto che quest'uomo stava lavorando. Sì. E, comunque le cartelle sono una cifra abbastanza elevata perché lo 0,5% di quell'importo lì è sui 6.112 euro. A questo punto però noi ci siamo detti, ma è giusto che noi paghiamo le tasse su un credito, in definitiva, che sicuramente non percepiremo mai del tutto, ma stiamo percependo a gocce, perché un quinto dello stipendio si aggirava sui 260.000 euro, 60 euro, scusate, in media, ecco, al mese. Tra l'altro in un periodo molto breve. Perché lui ha smesso di lavorare? Esatto, perché lui a fine luglio del 2024 è definitivamente libero e si è immediatamente licenziato. Per cui noi abbiamo finito di poter avvalerci di questa opportunità che la legge ci offre. Chiaro che se non ci sono altre risorse noi non sappiamo che santo appellarci, ecco, però l'Agenzia delle Entrate non ne tiene conto. Ah, certo. E questo è. Tra l'altro stiamo cercando di capire se sta lavorando di nuovo regolarmente. Sembra che stia lavorando come sempre succede in questi casi in nero, in modo irregolare, per cui noi avremo difficoltà notevoli per riuscire a poter insomma di nuovo ignorare qualche cosa. Ecco, questo noi oltre il danno però, la beffa, insomma. Oltre danno la beffa, esatto, perché è intenzionale questa cosa, e cioè dire, è una cosa comune a tanti altri in questa situazione, ecco, che però poi oltretutto chi ha questo credito stabilito, ripeto, è una sentenza penale su un reato gravissimo di risarcibile come un omicidio, ci debba anche pagare le tasse in percentuali su un debito che è scontato che non potremo mai certo, casa, ma è una questione di principio anche, no? Ecco. Tra l'altro stiamo un poco verificando che l'Agenzia delle Entrate manda a tutti gli agenti di questa situazione, perciò noi tre eredi, ma anche a lui, anche lui che dovrebbe essere il debitore, perché poi l'Agenzia delle Entrate interessa solo di riscuotere questo che è questa tassazione. Ecco. Bene, niente, l'Agenzia delle Entrate comunque giustamente ha risposto, le norme sono queste, ma sono le norme che però hanno qualche cosa di vanno un po' cambiate, ecco, che non funziona, andrebbero riviste, soprattutto calcolando che sicuramente è una cifra esorbitante non rapportata a reali possibilità di un essere voglio dire, che abbia un reddito, uno stile di vita medio, ecco. Ma comunque nello specifico in queste situazioni si dovrebbe sapere benissimo che la prassi è quella di cercare in ogni caso di aggirare la legge, perlomeno favorire, dare una mano alla famiglia della vittima che comunque già ha avuto il peggiore degli ergastoli con l'assassinio della propria figlia, voglio dire, o della propria sorella, e quindi quando mi vengono a dire, cioè perché c'è stato qualcuno che ha detto ma non è un po' così, ma non è una cosa bella che adesso i parenti delle vittime si mettano a pensare al risarcimento materiale? No, cioè perché no, voglio dire, cioè già non è, adesso poi torniamo indietro a tutta la storia perché voglio raccontarla dall'inizio. Già voglio dire 19 anni e 4 mesi di carcere, ridotti poi alla fine a 13, lo sappiamo perché aveva potuto, immagino, usufruire del rito abbreviato perché erano anni in cui c'era ancora il rito abbreviato per questo tipo di processi, quindi già quello non ti dà giustizia, e io credo che alla mamma di una ragazza come era Giulia, l'avete vista,
cioè 30 anni nel fiore della sua vita, cioè è il minimo, voglio dire, ottenere giustizia, penale, poi anche, perché no, anche un risarcimento materiale che è comunque un simbolo di quella giustizia lì, no? No, assolutamente, è parte integrante della sentenza penale, non è una cosa Appunto. aggiuntiva, è parte integrante. Eh, Per quale motivo non viene rispettata la e sentenza? infatti non viene Per mai quale motivo, ecco, viene violata la legge, in poche parole. Voi cosa Questo state è. adesso, avete chiesto un confronto con qualcuno, non so, a livello istituzionale? Ma abbiamo avuto risposte a livello istituzionali di cui veramente siamo molto anche toccati, non pensavamo neanche di averle. Per esempio la prefetta di Modena ci ha convocati Ah, per metterci al corrente di appunto dispositivi istituzionali di, diciamo così, parziale ristoro, sì. a cui possono accedere gli eredi Mh-mh. di vittime di violenza familiare, proprio scritto Sì. così nel modello, C'è una specie di fondo, quando no? sì, in Mh. presenza di reati violenti intenzionali. Sì, sì. Ovviamente bisogna avere Certo, le caratteristiche richieste, non avere avuto alcun rimborso, queste sì, cose. sì. Tra l'altro è stato un fondo messo a disposizione dal Ministero dell'Interno attraverso le prefetture, per cui una cosa che c'è a disposizione di tutti gli aventi diritti, anche se poco conosciuto purtroppo, tant'è che neppure Mh. noi questo Però lo io so che sapevamo. mi sa che sui 3.000 €, non di più, si aggirano. No, qua si parla di Ah, 50.000 €, ah non è okay. una cosa così, e Ah, scade però a fine anno, per cui ah. non ho capito bene se sia una cosa così limitata a questo periodo, perché in Ah, teoria lo Stato dovrebbe risarcire le vittime di reato certo. violento come lo si fa per le vittime di mafia, le vittime di terrorismo, e proprio anche per diciamo così, obbligo da parte della UE, Sì, poi insomma. potrebbe rientrare anche nel codice rosso, cioè nella grande magma del codice rosso questo, poi è Sì, proprio un sì, femminicidio, probabile che sia questo, ehm, però insomma, torno a dire, a parte che è una cosa parziale, ritorniamo un po' al punto che allora perché vengono poste in sentenza questa parte Infatti, risarcitoria che è a carico di chi ha commesso il crimine? Ehm, e infatti. questo insomma costringe le vittime poi alla rincorsa con spese legali insomma, di una certa importanza, anche perché non è un passaggio immediato dal Mh-mh. penale al civile, bisogna fare appunto tutto il E percorso infatti quello che ho detto civilistico, ecco. prima, già si deve anche accollare un procedimento civile, Certo. peraltro lunghissimo, con avvocati, anche lì spendi Sì, soldi. sì. Cioè, ehm Certo, e tanti rinunciano e infatti, e il guaio è questo, che rinunciano proprio coloro che avrebbero più bisogno, quelli che non hanno grosse consistenze mh, economiche, che molto spesso si sono dovuti anche indebitare per sì, inseguire la prima parte del processo, quella indispensabile, quella penale, mh-mh, perché anche come parte civile devi essere supportato da un bravo avvocato sì. e tante volte proprio difendere la vittima. Ah Uso sì, questo termine assolutamente. a ragione veduta, perché Sì, sappiamo benissimo che si parla spesso anche di sì, vittimizzazione sì, secondaria, sì. anche nei tribunali, per cui insomma Sì, 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 non sì, sì. sono percorsi, intanto sono terribilmente dolorosi Sì, e poi anche onerosi, e le vittime avrebbero il diritto diritto, a questo certo. ristoro, a questo riconoscimento appunto del danno. È chiaro che è una quantificazione economica che non ricompenserà mai Mh-mh. la cioè queste cose che sono tremende, perché proprio sono lacerazioni profonde all'interno degli aspetti familiari. Però d'altra parte pensiamo in caso di incidente stradale, Sì, sì, anche in quel caso c'è un fondo, però irrisorio, già, ma ma c'è anche l'assicurazione, tant'è sì, che
la quantificazione della somma a titolo risarcitorio che si fa nel penale viene fatta in base alle stesse tabelle, nel nostro caso la tabella di Milano, prese in considerazione appunto in caso di incidente stradale o di altre situazioni simili. Ecco. Per cui insomma, per quale motivo in caso di reato violento i familiari delle vittime, ma anche le vittime, se si tratta di un reato minore, di vittime sopravvissute, hanno grossissime difficoltà a ottenere questo ristoro dal punto di vista economico, anche delle spese, in cui rientrano anche le spese sostenute appunto per le varie fasi processuali. Voi adesso avete intenzione, non so, di raccogliere insieme a voi anche altri come voi, magari di fare un'azione comune? Questo non lo so. Noi abbiamo sempre portato avanti questa nostra azione individuale, la nostra esperienza individuale, consapevoli che la normativa è questa, anche per avere un'esperienza diretta, perché tanti si arrendono prima. L'esperienza diretta anche così per poter essere un poco portavoce anche di queste situazioni. Ecco, noi diciamo che possiamo permetterci anche di fare questa esperienza dal punto di vista economico, anche senza abbiamo in quella situazione media, intermedia, diciamo. Sì. Però insomma io sono, da quando è successo il fatto, sono molto sensibile a queste tematiche, attualmente sono anche attivista dell'UDI, per cui insomma è proprio un modo anche per intanto portare alla luce un'esperienza che è poco conosciuta, anche perché no, è vero, non se ne parla mai, è vero. Non se ne parla, proprio per il motivo a cui lei ha accennato, perché sembra brutto parlare di soldi di fronte a queste cose, però sarà anche brutto, però è parte della sentenza. Già vediamo che non viene mai rispettata la sentenza. Infatti, adesso ne parliamo di questo. Con tutti i riti premiali, le misure alternative al carcere, di cui è voluto anche in questo caso quest'uomo, nella speranza anche che questo possa servire a un reintegro di questi individui nella società. Ora io mi chiedo di che reintegro parliamo, se appena possono cercano di sgamare la legge, offendendo ancora o comunque beffandosi ancora delle persone che hanno già offeso e privati di lui che lei sappia abita ancora lì? Cioè c'è il rischio che lo incontrate? Allora, non abita esattamente dove abitiamo noi come era prima, insomma, che è attualmente residente, risulta così residente anche l'anagrafe, a Reggio Emilia, nello stesso appartamento che era stato assegnato, che comunque aveva occupato nel momento in cui è uscito dal carcere nel regime di messa alla prova, che è un regime che è oltre la semilibertà, perché comunque lui viveva fuori, libero, aveva un programma da rispettare, ma molto blando, stabilito insieme al magistrato di sorveglianza, che però nel momento in cui è finito questo periodo e si è ritenuto un uomo libero, ha addirittura avere rinunciato a un lavoro che è il suo lavoro a tempo indeterminato è secondo me una chiara fa pensare di guerra nei nostri confronti, per rendersi chiaribile e così tra l'altro succederà anche questo, dovesse anche tornare a fare un lavoro regolare come possiamo intercettare, noi dovremo ripetere l'atto di pignoramento e avvalerci ancora una volta di un avvocato e spendere altri soldi. Insomma, un po' così. Senti, facciamo un minuto di pausa e poi torniamo e riraccontiamo la storia dall'inizio. D'accordo.
In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. A marzo, E lo sbirro diventa gangster. il film più adrenalinico dell'anno Tu non sei un killer, io sì. arriva solo al cinema. Andiamo! Sei pronto? Ci puoi scommettere. Gerard Butler, nella tana dei lupi 2, Pantera, Nessuno può fregarmi. dal 6 marzo al cinema. A febbraio, Va tutto bene, signora Darcy? Oh mio Dio, sotto quest'albero crescono uomini. Bridget Jones ritorna Piccolo Darcy, che si dice? per un ultimo capitolo. Bridget Jones, è ora di vivere. Ti ho messa su Tinder. Bridget Jones, un amore di ragazzo, dal 27 febbraio al cinema. La critica è unanime. A Real Pain è uno dei migliori film dell'anno. Io e Dave siamo cugini. Nostra nonna era di qui, così Dave ha pensato a questo tour polacco geriatrico con voi, brave persone. Candidato a 2 premi Oscar. Gli voglio bene e lo odio e vorrei essere lui. A Real Pain, dal 27 febbraio solo al cinema. Io considero ogni sequestro come un episodio di guerra. Tutte le volte cerco due cose: liberare l'ostaggio e fare un passetto che ci avvicini alla fine della guerra. Claudio Santamaria e Nicola Calipari. La solidarietà di Roma per Giuliana Sgrena, l'inviata del manifesto rapita a Baghdad. Con Sonia Bergamasco e Anna Ferzetti. Il Nibbio, dal 6 marzo al cinema. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Eccoci tornati, siamo qui in diretta con Giovanna Ferrari, la mamma di Giulia Gagliotto, uccisa a febbraio del 2009 a San Michele dei Mucchietti, frazione di Sassuolo, dal suo marito Marco Manzini. Giovanna, ricordiamo un po' la vicenda. Giulia aveva 30 anni, lui 35. Come è rientrato nella vostra vita questo personaggio, insomma, e che rapporti c'erano con Giulia e tra di voi, insomma? Giulia conosce Marco una quindicina d'anni prima, lei Molto aveva giovane. 15 anni, sì, molto giovane, quando insieme alla sorella Elena è entrata a far parte di una compagnia parrocchiale, di un gruppo di ragazzi che non solo svolgevano un'attività all'interno della parrocchia, ma anche così condividevano il tempo libero. È un'amicizia che Certo. dura tuttora, un gruppo molto unito, perché ci sono tutti ormai padri e madri a loro volta, eccetera. Ecco. E così all'inizio sono soltanto amici, poi a distanza di qualche anno l'amicizia diventa un rapporto un po' più intimo, e che però è un fidanzamento che dura 7 anni, perché nel frattempo Giulia fa il suo percorso universitario, tra l'altro si è laureata in psicologia, frequentando a Parma, per cui abitava, cioè essendo un po' di sede, abitava a Parma per tutta la settimana, rientrando solo nei weekend, e niente, e al termine del suo percorso di laurea lei poi riuscirà anche a trovare molto presto un impiego presso l'Unicredit, per cui insomma la decisione anche di sposarsi, Sì. insomma, Naturale, dopo tanti anni anni di fidanzamento, insomma, esatto, anche per voi era 2025 una cosa normale, insomma, era un Sì, rapporto. è stato norma proprio lì all'interno di questo gruppo, dove Mm. sì, lui aveva spesso questo Mm. atteggiamenti un po' Mm. arroganti Mm. nei confronti degli altri, però insomma un gruppo di ragazzi che sono veramente ragazzi d'oro, tuttora ci sono molto, Mm. sono ancora molto uniti a E noi. ricordo che lei Giulia, cosa diceva di lui? Giulia non ha, cioè, proprio attraverso il rapporto con Giulia noi abbiamo anche dato molta fiducia a questo ragazzo, Sì. anche se le prime impressioni, soprattutto della sorella di Elena, ecco, non erano delle migliori, però lui poi sapeva anche come comportarsi. È incredibile come
I nomi ricorrono, Giulia, Elena. Sì, esatto, c'è questa coincidenza che anche noi abbiamo Incredibile. percepito. Niente, insomma, comunque non è facile individuare No, certo. un Forse fattore di oggi siamo rischio. un po' più preparati o stiamo cercando Sì, di fare un sì. po' un'opera di vaccinazione, come la chiama la dottoressa Bruzzone, contro o sul narcisismo patologico, però una volta non eravamo così preparati probabilmente. Assolutamente. Non avremmo Tra l'altro riconosciuto questi segnali, ecco. Quali sono no, stati qual è stato il momento di rottura? Ma sicuramente qualche cosa era cominciato anche prima, non nasce mai di punto in bianco Certo. questa cosa e sono cose che verranno fuori dopo in sede di indagini, ma il momento di rottura, nel senso che Giulia stessa chiede Sì. aiuto a noi e noi veniamo messi al corrente di questo momento di crisi, è quando a 3 anni dal matrimonio parte, diciamo così, il progetto di un primo figlio. Per Giulia era vitale avere figli, era il suo progetto familiare, d'altronde è il matrimonio cattolico, è il loro, e però insomma questo bimbo che Giulia desiderava molto, forse Lo desiderava solo lei. Forse meno, mette in serie difficoltà il marito per motivi che Giulia non ci rivela, ma emergeranno dopo, insomma, che sono soffrive di problematiche sotto la sfera sessuale, che nel momento in cui il rapporto è ricercato con maggiore intensità dal punto di vista di questo bimbo, lo mette sicuramente in crisi. di fronte a una ferita che da narcisista qual è non riesce ad accettare. Ecco. Per cui a distanza ma di pochi mesi, per cui dire, è normale che esistono queste difficoltà in una coppia che sta cercando un figlio, non sono la prima coppia sicuramente. Però lui insomma vorrebbe interrompere questa ricerca, che non vuole più per il momento un figlio, perché dice che non sono una coppia in armonia, c'è qualcosa che non funziona tra di loro, eccetera. Insomma, trova delle scuse per convincere Giulia a tornare a assumere la pillola anticoncezionale e a rinunciare, anche se lui dice per il momento, a questo suo progetto di maternità. Ma Giulia aveva già 30 anni e proprio lei dice gli ormoni mi esplodono dentro, diceva, proprio questo desiderio incontenibile ormai di mettere in pratica questo che è stato anche un poco, diciamo così, il motivo del suo matrimonio, poi di fare una famiglia, sull'esempio della sorella che già aveva 2 figli, insomma. Era il suo desiderio, però non coincideva con quello di Marco. Non coincideva e questo ci può stare, nessuno lo critica per questo. Il problema è che a un certo punto Giulia diventa per lui un ostacolo infatti. da eliminare, nel momento soprattutto in cui forse anche in seguito alla frustrazione del momento che sicuramente stava vivendo, incontra un'altra ragazza, stringe un rapporto molto intenso e sicuramente ha dei programmi che escludono Giulia. Ovvio. Mi sembra una fotocopia di un'altra Giulia. È una fotocopia. Ma sono molto simili queste storie, in un modo o nell'altro. O è perché lei vuole separarsi e uscire da una relazione che soffoca, e allora ha paura dell'abbandono, la tiriamo in ballo, o il contrario. O perché è un è un ostacolo, ce n'è un altro. Quindi, ma lei però a un certo punto decide di separarsi, giusto? Viene a dirvelo anche. Lei ci racconta tutte le cattiverie sottili, c'è tutta la manipolazione del narcisista. Violenza psicologica, non è mai mani addosso, ma neanche voce grossa. Ma tutte queste strategie subdole del manipolatore tese proprio a demolire la sua autostima, di farla soffrire psicologicamente e non la vediamo soffrire tanto. Io all'epoca non sapevo nulla di queste tematiche, ma Giulia stessa, pur essendo laureata in psicologia all'epoca, non si parlava di violenza psicologica all'interno delle relazioni affettive, magari sul mondo del lavoro, queste cose qui, ma non era. Però aveva individuato
che lui proprio anche con cinismo e determinazione le stava facendo queste cattiverie. Sì. Ma la cosa tremenda è che lui la lasciava in questa situazione quasi di limbo, non riusciva o non voleva, anzi, a dare delle spiegazioni del suo malessere. Diceva non so cos'ho, non mi stai aiutando, non ti amo più, ecco, queste Sì, ma frasi vabbè, quello lì non è un non malessere, è un fingere qualsiasi cosa, è un fingere, fingere ed infatti è un giocava, premeditare poi quello che cosa succede esatto, allora? Arriviamo al giocava, momento. sì, giocava la carta del vittimismo, lui, tipico Sì, di sì, questi sì, sì. uomini. Ma è finto, Per è cui tutto finto. Giulia, ecco, voleva valutare la situazione, Sì. e però perché, sono stati 18 giorni da quando lei ci confida la sua situazione a quando lui la uccide. Lei stava valutando, sperando sempre di ricomporre la crisi, ma non rassegnata a tutto. Tant'è che ormai, insomma, la vedevamo orientata per la separazione. Certo, si era decisa. Ecco, una cosa che devo sottolineare, noi stessi, ma anche lei, cominciava a essere irritata nei confronti dell'atteggiamento così cinico ma cattivo di quest'uomo nei suoi confronti, ma non avremmo mai pensato che potesse arrivare a reagire una violenza così estrema, perciò paura di lui non ne avevamo. E lui, ma perché lui ha giocato sulla sua immagine sempre di brava persona, un e insomma, classico. questo io lo considero il vero tradimento, Sì, che non è quello solo a livello di infedeltà coniugale, tradimento, ma proprio avere tradito la fiducia non solo di Giulia ma anche la nostra. Perché lui si è servito di noi, ci ha tirato in ballo quella sera, appunto. Cos'è successo? Per, Se si ricorda quella sera. me lo ricordo bene, insomma, la sera dell'11 febbraio riceviamo una telefonata verso le 11:15, noi eravamo già a letto. Lui dice che è appena rientrato, Giulia non c'è, sparita. hanno litigato per telefono, e però lei non c'è, ma ha lasciato uno strano biglietto che lo preoccupa, dice. E niente, prima cerchiamo di rintracciare Giulia per telefono, ovviamente senza esito, e poi corriamo giù da lui, a casa matrimoniale, ci mette davanti questo strano biglietto che lui dice lo preoccupa, e in effetti c'è una frase che dice: non ho più motivo di esistere, che preoccupa anche noi, ma la situazione in cui appare una grandissima sofferenza psicologica di Giulia, emotiva di Giulia, ma per motivi non chiarissimi, ma non compatibili con la crisi che stavano vivendo. Era comunque la sua scrittura, cioè voi l'avete riconosciuta? Era assolutamente la sua scrittura. Noi non abbiamo avuto quella sera la lucidità di vedere che anche che magari in un altro contesto l'aveva scritto. No, il contesto era sicuramente un altro, infatti lo contestiamo, ma non vedo cosa c'entra con la vostra situazione, ma lui la adatta, lui è pronto, cioè c'è un minimo di imbarazzo iniziale, è pronto ad adattarla, o comunque a renderla più plausibile, dicendo perché Giulia domenica, 2 giorni prima, cioè mi ha confessato di aver avuto un altro, Vabbè. La giusta così. Nel momento noi siamo capiti proprio dalla consistenza della carta, dall'aspetto della carta, che era vecchio, infatti era stato scritto prima del matrimonio. E niente, ci attiviamo soltanto, vogliamo cercarla, ci facciamo dare la targa della macchina, eccetera. Poi casualmente incontriamo i carabinieri per un normale posto di blocco e raccontiamo a loro le nostre nostra ansia, e loro, malgrado era mezzanotte, insomma la denuncia sarebbe stata ridicola, la nostra figlia ha 30 anni, a mezzanotte non è rientrata a casa, insomma sarebbe stata una cosa che non avremmo fatto, avremmo aspettato, e invece no, loro ci danno ascolto e si attivano e trovano, proprio a distanza di poco, trovano l'auto di Giulia parcheggiata lungo il greto del fiume Secchia, che appunto corre vicino, e in poco tempo
riescono anche a trovare e a recuperare il cadavere ai piedi di questo spezzone di cemento, una specie di diga, da cui era stata precipitata dall'alto. E quando poi noi intanto eravamo rientrati a casa, nella speranza che cui Giulia stessa rientrasse, perché noi insomma non riuscivamo a credere che potesse avere compiuto un gesto del genere, non Giulia, sempre più preoccupata anche negli ultimi tempi per noi, per l'ansia che insomma ci aveva comunicato anche questa sua situazione, e non pensavamo che potesse arrivare mai a questo gesto. Com'è che lui arriva poi a essere smascherato? Ecco, perché malgrado quella notte, appena recuperati il cadavere, i carabinieri vengono a dirci che Giulia ha deciso di farla finita, cioè si è suicidata, e racconti lui stesso durante la notte ai carabinieri questa versione, quando alla mattina del giorno successivo, il 12, prima possibile, diamo la brutta notizia ad Elena, Elena è prontissima a dire no, cosa non è possibile, perché lei aveva saputo da Giulia stessa la sera precedente che Marco gli aveva detto che sarebbero usciti per cena e che l'aspettava a casa dei suoi genitori, perché gli aveva detto una cosa da farle vedere, detta in una maniera da far presumere una sorpresa, quel regalo di Natale che ancora lui non gli aveva fatto e che lei aspettava, e anche questo forse non era casuale, ma premeditato pure questa cosa. Sì. Per cui lei aveva capito che c'era qualche contraddizione. Non quadrava con quello che Marco ci aveva raccontato, certo. che non era rientrato, che era litigato, non era vero. Infatti quello che Elena subito racconta ai carabinieri li indirizza nel luogo del crimine, che non avrebbero mai individuato, mai nessuno sarebbe andato a fare un sopralluogo nella casa dei genitori, che non dista tanto la casa matrimoniale, ma quei 200-300 metri ci sono. Insomma, ecco, perché nella casa dei genitori? Cioè, perché è successo lì? Cioè, perché lei va lì? Perché è lui che gli dice vieni che usciamo a cena, ma ti sto aspettando giù, ti aspetto giù dai miei, quindi ho una cosa da farti vedere. Sì, effettivamente a riflettere mente serena, perché però era abbastanza, intanto lui frequentava abitualmente la casa dei genitori, ad esempio a pranzo Giulia non rientrava, essendo impiegato in banca, e lui andava a mangiare dai suoi. E andava a mangiare dai genitori, e comunque anche Giulia la frequentava abitualmente. Lui gli dà poi anche un'altra informazione, dicendo che i suoi non erano in casa. Infatti questo era vero, perché Giulia l'aveva detto anche a noi, insomma, si faceva un po' scrupolo anche a frequentare i suoi, appunto, che era quel momento un po' particolare, e per cui lei quando è venuta a confidarci appunto la sua sofferenza, ha dormito da noi quella notte. Per cui insomma c'era questa insomma, siete stati fortunati, perché i carabinieri l'hanno creduto, insomma, hanno creduto a Elena. No, hanno trovato tracce di sangue, credute come, ecco. Ma già c'è da dire questo, che già alla mattina del 12, alle prime luci dell'alba, facendo indagini sul greto del fiume, avevano trovato, oltre a tracce di sangue, anche un orecchino che mancava al cadavere. Per cui, ma strano, un suicidio che si perisce prima non quadrava la cosa, per cui però trovare, sicuramente ci sarebbe voluto più tempo per capire, perché ci sono tracce di sangue che sono in commistione tra il DNA di Giulia e un altro DNA maschile, probabilmente quello di Marco, che infatti cade, perché insomma le operazioni che ha fatto sono operazioni anche molto elaborate e non così semplici. Lei come era stata uccisa? Allora, viene convocata appunto a casa dei suoi genitori, non gli dico espressamente nel garage, ma probabilmente lei vede, o comunque
trova aperto il basculante del garage, Sì. secondo noi entra da lì. Comunque è nel garage che avviene Viene questa attirata in cosa. una trappola, diciamo. Sicuramente è stata Sì. aggredita, come si presenta, diciamo Mhm. così, che le modalità di aggressione devono essere queste, lui le racconta in modo diverso invece, Beh, perché lì dovrà giustificarsi. le prove. Allora, quando gli contestano i tracce di sangue, eccetera, lui deve cambiare la versione precedente, quella per Certo. cui sì, insomma, la situazione della coppia, eccetera. Allora lui confessa sì di averlo uccisa e allora cavalca quella che è diciamo, la giustificazione che va per la maggiore, raptus e Certo, che non esiste. siamo lì. Ricordiamo che non esiste il raptus. Non esiste Esatto, proprio. però la perizia psichiatrica per riconoscere il discontrollo episodico la faranno, eccetera. Purtroppo sì. Comunque la faccenda della lite, ma deve essere giustificata dalla gelosia, perché come ha detto gelosia, e allora niente, lui dice che l'ha chiamata lì per discutere del fatto che lui sospettava che lei avesse un altro. fatto la tradisse. Sì, Ecco, sì. in garage poteva andare a cadere, siamo l'11 febbraio, c'è anche freddo. Infatti. Ecco. C'è tutta questa narrazione per aggiustare, No, per evitare la premeditazione fondamentalmente. scavalcare la premeditazione che poi alla fine È stata evitata. è riuscita È riuscita. come volevano, malgrado ci siano prove molto consistenti a favore della premeditazione, ma insomma A vengono Pietrate tutte l'aveva presa, giusto? a Sassate la colpisce con un sasso, probabilmente un ciotto di fiume, violentemente. Il primo colpo lo coglie di sorpresa, c'è solo una istintiva reazione di difesa, cioè la mano destra che risulta fratturata, probabilmente l'ha sollevata in quel gesto istintivo di difesa, per cui il primo colpo le fa perdere i sensi e dopo è lui stesso che racconta che si è gettato su di lei e l'ha colpita ancora. In tutto sono 9 colpi. Il primo, la ammortisce e dopo già il secondo colpo è letale perché è sferrato con una violenza. Lui era alto 1,90 m, giocatore di pallavolo e le sue specialità erano le schiacciate, una cosa devastante. Ecco. E la morte avviene nell'arco Ma questi di 10 sassi se li era portati dietro? Cioè dov'è che li ha trovati? Ecco, lui dice che l'ha trovato in garage e si gioca uno delle certo, lui, delle certo, la prove, premeditazione. ecco. Non è stato ritrovato perché ha detto che poi l'ha gettato nel fiume, eccetera, e questo è la cosa. Quindi spieghiamo Comunque, che la premeditazione cade, quindi cade un aggravante importante, cade anche la crudeltà, perché è morta al secondo colpo. che però noi abbiamo Però visto rimarrebbe teoricamente in piedi l'aggravante della convivenza, cioè del fatto di essere insomma convivente e futili motivi, no? Ma i futili motivi non sono stati riconosciuti in questi termini. Allora, il giudice non riconosce prove sufficienti a favore della premeditazione, non che non ci sia del tutto. In realtà vengono scavalcate a pie pari quelle che ci sono. Ma nella seconda parte della sentenza intanto ricusa il vizio di mente, riconosce il vizio di mente, perché poi neanche la perizia psichiatrica riconosce l'esistenza appunto di questo discontrollo episodico, però è proprio dalla perizia psichiatrica che viene ribaltato un po' tutta la situazione vittima carnefice, viene riconosciuto un delitto di impeto in base a uno scompenso emozionale dovuto al fatto che appunto questa Giulia è sempre stata infedele, per cui lui insomma, per fortuna diciamo che questa cosa sta un po' cambiando, perché queste perizie psichiatriche alla fine danno la capacità totale di intendere e volere. Sì, però comunque qui c'era il discontrollo episodico, mi scusi, lo scompenso emozionale è un parente stretto della tempesta emotiva, di queste cose qui, che adesso almeno viene fermato, viene bloccato, ma ci si prova ancora. Sì, provano, certo. Qui no, è stato un caso di vittimizzazione secondaria in un'epoca in cui non c'era questa definizione, ma noi l'abbiamo vissuta perché lui, a proposito di crudeltà che non viene considerata per questa crudeltà, per tutto il corso del processo non ha fatto altro
che continuare a offendere la vittima rovesciando addosso tutte le accuse più Certo. infamanti, appunto di infedeltà, a fronte del fatto che è emerso a chiare lettere Che era il fatto lui che lui l'infedele. l'amante l'aveva, tant'è che proprio quando alla fine confesserà, almeno in modo parziale, ecco, di essere lui il colpevole, riesce a mandare un SMS a questa ragazza. No, ma uguale. Mi sembra la fotocopia della nostra Giulia Tramontano. Vabbè. In questo Siamo SMS finalmente soli? Di cosa le ha scritto? No, purtroppo dice ho ucciso mia moglie, adesso mi sono costituito, addio per sempre, scusa di tutto, come se vuol dire l'unica persona offesa o comunque colpita fosse lei, ecco. Cioè, queste cose, insomma. Tra l'altro viene rintracciata questa ragazza e anche lei, insomma, conferma che sì, ovviamente prendendo le distanze, eccetera, ma lui, da bravo narcisista, faceva credere che la moglie giustamente fosse infedele, no? Ah beh, certo, questo è stato tutto, diciamo così, la linea difensiva. Sì. È stato veramente Senta, vergognoso, Giovanna, squalificante. stiamo quasi per terminare, ma quello che ti volevo chiedere è proprio questo. Quando poi senti o guardi, insomma, queste altre storie che si ripetono quasi uguali, quella di Giulia, insomma, è quasi uguale, cosa provi? Sì, è proprio un rivivere quello che è successo a noi e niente, l'indignazione che viene anche dal fatto di essere stati costretti a vedere, ad assistere a questa seconda uccisione simbolica di nostra figlia, ecco, mi ha reso però, come posso dire, mi ha dato la forza anche di cercare di fare qualche cosa per contrastare questo fenomeno. È per questo che sono entrata anche nell'UDI e come UDI ci costituiamo parte civile per seguire appunto processi per stupro, per femminicidio, se non altro per riuscire a cercare di contrastare la vittimizzazione secondaria, che almeno l'immagine della vittima venga rispettata. Sì, veramente, Non è lei a dover essere sul banco degli imputati. Ecco. No, infatti. E purtroppo il garantismo riservato agli imputati, che è giusto e sacrosanto, non deve però diventare una seconda uccisione. E una terza, considerate anche le cartelle esattoriali a questo punto. Perché qui c'è una terza uccisione anche. Sì. Da parte Senti, tu hai scritto anche un offesa. libro, giusto? Se vuoi, insomma, raccontare. Perché scrivere aiuta, no? In questi casi può aiutare. Scrivere aiuta, esatto. Poi è stato per raccontare non tanto il delitto in sé, ma proprio quello che noi abbiamo scoperto nel tribunale, che non ci saremmo mai aspettati, e noi eravamo fiduciosi nella giustizia, invece no, questa violenza istituzionale che, ripeto, noi non sappiamo dargli un nome perché effettivamente allora non si dava, ma noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle come una violenza, cioè, paradossalmente quasi più inaccettabile di quella che siamo stati costretti ad accettare, perché di fronte alla morte della figlia devi soltanto prenderne atto. Ecco, però eravamo fiduciosi nella giustizia, almeno nel rispetto della vittima, che invece non abbiamo purtroppo visto, e almeno ridare dignità alla figura di Giulia e raccontare anche se non la nostra verità, perché è chiaro che ciascuno la vede dalla sua parte, ma riportando anche le evidenze, le evidenze processuali e che vengono dalle indagini, perché il rito abbreviato, che è completamente sbilanciato a favore per fortuna non c'è più, non ha permesso neppure di far sentire la nostra voce. Ecco. Questo è una forma di giustizia che noi volevamo restituire a Giulia. Senti Giovanna, purtroppo dobbiamo chiudere, ti ringrazio davvero tantissimo, sicuramente ci sarà modo di magari ci aggiornerai su come sta andando questa tiritera con l'Agenzia delle Entrate. Comunque sicuramente questa è una storia che per noi rimane nel cuore, infatti per quello ho scelto di far vedere quel breve video che mi avevi mandato con quella canzone bellissima, che si concentra su di lei, perché è a lei che
insomma dobbiamo sempre pensare. Io vi ringrazio molto di questa attenzione e anche di, sì, in questo modo dare voce a Giulia e indirettamente attraverso di lei anche a tutte A le tutte vittime le di Giulia, femminicidio a e tutte le Giulie che sono Lo so. tante vittime di femminicidio Lo che so. si chiamano Giulia. È vero, Non solo la purtroppo sì. casualità. Purtroppo sì. Ti ringrazio tantissimo, No, grazie sono anche io a a ringraziare tantissimo voi. Sveva Buon Donorio proseguimento che di... ci ha assistito con la regia e ci sentiamo e ci vediamo mercoledì prossimo con un'altra storia. Grazie. Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Se vuoi toccare sulla fronte il tempo che passa volando, in un marzo di polvere e di fuoco, è come il nonno di oggi sia stato il ragazzo di ieri. Se vuoi ascoltare non solo per gioco il passo di mille pensieri, chiedi chi erano i Beatles, chiedi chi erano i Beatles. Sentire sul braccio il giorno che corre lontano, è come una corda di canna che è stata tirata, o come la nebbia inchiodata fra giorni sempre più brevi. Oh, oh, oh. Se vuoi toccare col dito il cuore delle ultime nevi, chiedi chi erano i Beatles, chiedi chi erano i Beatles. Oh, chiedi a una ragazza